Oggi la scuola Empedocle, il liceo Empedocle apre le bussole al territorio con le porte aperte verso i ragazzi delle scuole superiori. Sì, oggi siamo qui per accogliere le famiglie e gli alunni che vogliono in qualche modo iscriversi nel nostro liceo, sia nell'indirizzo tradizionale che nell'indirizzo Cambridge, che nel biomedico, ma anche nel liceo musicale. Altra perla è il potenziamento di matematica, che quest'anno merita qualche parola in più perché grazie ai kit Arduino, Lego, comprati con i fondi del PNRR, permettono una nuova curvatura all'interno della nostra istituzione scolastica, che è la curvatura STEM. E proprio nell'aula di fronte a me il Dipartimento di Matematica sta presentando ai genitori il frutto un po' del loro lavoro, che sono tutti i robot realizzati con i kit Arduino. Lavoro che è stato realizzato dagli studenti stessi, ovviamente guidati dai loro docenti, ma che però hanno dato prova di volersi appunto mettere in gioco con una, diciamo, dedizione encomiabile, e queste stesse, diciamo, esperienze vorrebbero anche trasmettere ai loro compagni più piccoli. Per questo abbiamo parlato di bussole, perché le bussole sono i nostri stessi ragazzi che appunto fanno da orientatori ai loro coetanei. Il liceo Empedocle è sempre, diciamo, top nella ricerca degli indirizzi scolastici che fanno gli studenti. Sì, sì, cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze dei nostri studenti, con uno sguardo sicuramente al passato, dove noi affondiamo le nostre radici, anche e prima di tutto come persone, oltre che come scuola, ma con uno slancio fortissimo verso il futuro. La modernità deve entrare nelle aule scolastiche, non può rimanerne fuori, perché è necessario governare il cambiamento. Il cambiamento è la cifra dell'esistenza umana e non ci si può, diciamo, rifiutare di accettarlo. Quindi anche le nuove tecnologie, come anche l'intelligenza artificiale, saranno sicuramente metodologie che piegheremo a quella che è la mission della nostra scuola, che pone sempre al centro la persona. Però è opportuno aprirsi al moderno e al nuovo. Ci sarà anche una visita ai laboratori. Sì, sicuramente noi abbiamo quest'anno introdotto con un potenziamento apposito anche il laboratorio di scienze, quindi che chiameremo però laboratorio biomedico, al ginnasio. È un laboratorio che si è usato sempre poco in passato, ma che da quest'anno invece sarà la punta di diamante del curriculum proprio del ginnasio. Quindi sì, la metodologia laboratoriale sicuramente diventa molto motivante e stimolante per i nostri studenti.